Si è svolta a Favara presso lo stadio Brucoleri la manifestazione intitolata La Settimana Europea dello Sport, iniziativa promossa dalla Commissione europea per stimolare i cittadini dell'Unione ad una corretta e consapevole attività fisica, indipendentemente dall'età e dal livello di forma, e che si sta svolgendo dal 23 al 30 settembre su tutto il territorio nazionale. Nel corso della settimana si terrà anche il Play Day, organizzato dal settore giovanile scolastico, evento dedicato a tutte le ragazze che sognano di giocare a calcio e di mettere in campo le proprie abilità. Non solo, soprattutto un modo per promuovere il calcio al femminile. Presente alla manifestazione, che ha registrato un grosso pubblico sugli spalti dello stadio favarese, il neo coordinatore regionale Stefano Valenti, il delegato provinciale Angelo Caramanno e lo staff organizzativo. È una manifestazione importante perché raccoglie un po' diverse scuole, non solo le scuole appunto di Favara, ma anche le scuole studiocomprensive anche di Agrigento, come l'Anna Franchi e l'Esteneto. Le nostre 4 scuole studiocomprensivo, dove l'obiettivo è quello di far conoscere, far divertire le bambine attraverso il gioco del calcio. L'iniziativa rientra nella settimana europea dello sport che la federazione ha organizzato assieme alla presenza del Consiglio dei Ministri, e praticamente dove l'obiettivo è quello appunto di dare la possibilità a tante persone di fare attività motoria. È un'iniziativa, ripeto, per noi importante, ma devo dire questa ha un valore particolare perché questa manifestazione viene organizzata da tutti i comitati regionali, una per ogni comitato, e devo dire, visto e considerato che la mia è la prima manifestazione che organizzo da coordinatore regionale del settore giovanile scolastico, ho voluto iniziare questa avventura facendo questa manifestazione qua a Favara, dove da anni abbiamo una grande collaborazione con le scuole e da anni facciamo queste iniziative in favore dello sport in generale. Ci teniamo affinché questo sport del calcio femminile possa continuare e aggregarsi allo sport del calcio maschile in maniera tale che non ci sia più una differenza, ma ci sia una bella attività motoria fatta sia per i maschi che per le femmine. Vabbè ragazzi, con entusiasmo, perché già sono stati preparati, abbiamo fatto un discorso nelle varie scuole su questa bella manifestazione e sull'onda dell'entusiasmo dei mondiali molti bambini stanno avvicinando al calcio femminile, e questa manifestazione è l'emblema infatti di tutto ciò che si è fatto in questo periodo. Quindi le ragazze, ripeto, sono felici, e vederli gioire in questo campo meraviglioso è un piacere, è un colpo d'occhio come si suol dire, e quindi speriamo di ripetere queste manifestazioni per portare avanti il calcio femminile, che in questo momento è quello che conta di più di tutti per noi.